Giornale radio della Puglia. Palese alla sanità, Lopani al turismo, da destra a sinistra e un coro di no contro le nomine dei nuovi assessori decise da Emiliano. Covid, una bambina di 2 anni positiva, trasferita d'urgenza in rianimazione, resta alto il numero decessi, 228 a gennaio. La grinta di Emma Marrone, protagonista ieri al Festival di Sanremo, stasera l'attrice foggiana Giannetta sul palco dell'Ariston con Amadeus. Calcio in C, terza sconfitta consecutiva per il Foggia, 2-1 sul campo del fanalino di coda Potenza, e domenica c'è il derby con la Fidelissanti. Sono le 7:18 di venerdì 4 febbraio, buongiorno e benvenuti al giornale radio della Puglia. In studio Danilo Giannese che vi parla, in regia per la collaborazione tecnica c'è Alessandro Calabrese. Lo avete sentito nei titoli: il presidente della regione Emiliano da Roma, dove ha partecipato al giuramento del Presidente della Repubblica, ha annunciato i nuovi assessori regionali alla sanità e al turismo, una delega invece per l'assessorato alla cultura, scelte però che agitano il mondo politico da destra a sinistra. Una tempesta annunciata, ma forse non così tanto. Dopo mesi di stallo, Michele Emiliano nomina gli assessori mancanti della sua giunta: Gianfranco Lopani al turismo, con una delega inedita delle politiche culturali alla consigliera del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari, e soprattutto Rocco Palese alla sanità. È una sfida enorme per poter fronteggiare questa emergenza pandemica, emergenza sociale, ma anche emergenza economica. Io penso che c'è bisogno dell'apporto di tutti, perché questa è una sfida che o ci salviamo tutti oppure falliamo tutti. La scelta di Palese, ex assessore al bilancio della giunta di centrodestra di Raffaele Fitto tra il 2000 e il 2005, ha spiazzato il centrosinistra con il consigliere PD Fabiano Amati, che invita il suo partito a uscire dalla giunta e passare un appoggio esterno a Emiliano, e da sinistra i giudizi sono ancora più duri. Nico Bavoro, segretario regionale Sinistra Italiana. Se non si fa una discussione su questi temi, se non si capisce quali sono le linee di intervento in sanità, è anche complicato stabilire chi debba avere, quella delega. Una scelta che non va giù neanche nel centrodestra. La Lega teme ulteriori tagli alla sanità. Fratelli d'Italia va giù dura con Emiliano e con l'ex compagno di strada. Ignazio Zullo, capogruppo Fratelli d'Italia, Regione Puglia. Palese è stato con me in Consiglio regionale e mi insegnava a essere sempre dalla parte in cui si è votati e per la quale si crede, nei valori e nei principi, a non essere uccello migratore. Ora ci ritroviamo Palese uccello migratore di centrodestra. Andrea Tedeschi, TGR Puglia. E ora veniamo agli aggiornamenti sulla pandemia. Una bambina di 2 anni positiva al coronavirus è stata trasferita ieri sera d'urgenza in elisoccorso da Foggia all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito a gravi complicazioni respiratorie. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione e intanto nella regione resta alto il numero delle vittime della pandemia. Sentiamo. 228 vittime Covid a gennaio, 5 volte quelle di ottobre, ma un anno fa il bilancio mensile era fino a 3 volte più pesante. La contagiosità della variante Omicron ora spinge verso l'alto la curva dei decessi. L'intervento del vaccino preme in senso contrario. Fase pandemica, quindi inedita e delicata. Segnali da cercare nel flusso di pazienti verso le terapie intensive Covid. A metà gennaio crescita del 50%. A 2 settimane segue il raddoppio dei decessi. Il calo di ricoveri per sintomi gravi, primo segnale di tregua da accogliere con prudenza. Tuttavia, nella settimana in corso nessuna novità di rilievo, diversa l'ottica che emerge dal flusso quotidiano dei contagi rilevati tramite tampone, ulteriore calo del totale degli attuali positivi, ora a 117.000, ma oltre 7.000 i contagi della giornata. La quota di positivi al tampone supera tuttora il 10% dei test analizzati e sono 13 i nuovi decessi. Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. La cronaca: 14 persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Alto Impatto condotta a Foggia e provincia dopo gli attentati incendiari e dinamitardi di inizio anno. Circa 150 poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati in perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli a esercizi commerciali. E nella mattinata al via gli interrogatori di 25 dei 38 arrestati ieri a Taranto nel corso di un blitz antimafia coordinato dalla DDA Leccese, un'operazione che ha portato alla luce un ampio spaccio di droga e un giro di estorsioni.
E nel Salento l'intervento tempestivo di un padre che si è rivolto alle forze dell'ordine ha evitato il peggio per la figlia di 12 anni. La ragazzina era stata promessa in sposa a un ragazzo pakistano di 22 anni, fratello del nuovo compagno della madre. La donna, italiana originaria del Salento, si era convertita all'Islam e viveva con la nuova famiglia in Germania. Il Tribunale dei minori ha sospeso la potestà genitoriale della madre. La dodicenne è stata ora affidata ai nonni paterni che vivono in provincia di Lecce. Fine settimana di proteste nel mondo del lavoro pugliese. Oggi a Brindisi mobilitazione dei sindacati confederali locali dei metalmeccanici contro i licenziamenti che rischiano di produrre una desertificazione industriale del territorio. Domani invece la protesta si sposta a Bari, dove saranno presenti le delegazioni dei lavoratori delle principali aziende dell'area contro le crisi industriali, gli esuberi e i licenziamenti, tra cui quelli dei lavoratori della BRSI. Dal CDA di Apulia Film Commission intanto arriva un rinvio della decisione sulla eventuale revoca dell'incarico al direttore generale Antonio Parente, accusato dalla presidente Simonetta Dello Monaco di averla aggredita fisicamente. Voltiamo pagina. Durante le festività natalizie sono stati i protagonisti di una foresta urbana nel centro di Bari in grado di attrarre turisti e passanti. Ora quegli alberi sono stati ripiantati in un'altra zona per dare un nuovo polmone verde alla città. 15 tra carrubi e terebinti facevano parte della foresta urbana, 50 alberi donati da un istituto di credito cooperativo allestito nel centro di Bari durante le festività natalizie. Hanno messo radici nell'area di via Diomede Fresa, alle spalle dell'Executive Center. Si sistemano le zolle, le cesoie ridisegnano le chiome e il progetto Ossigeno per la città dell'associazione CIME per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del verde in città. Vito Cramarossa, presidente CIME. L'idea è di riportare ossigeno alla nostra terra, alla nostra città. Se pensiamo soltanto che uno di questi alberi in un anno è in grado di raccogliere tra i 10 e i 20 kg di CO2. Siamo in zona San Pasquale, l'area tornata nella disponibilità comunale liberata dall'asfalto diventerà un parco. Questo comprensorio rurale per secoli è stato salvato dalle speculazioni edilizie, è un miracolo e questo miracolo noi vogliamo che continui a perpetrarsi. I restanti 35 alberi coloreranno di verde il quartiere Sant'Anna, diverse le zone interessate dal programma di forestazione del comune. Antonio De Caro, sindaco di Bari. Stiamo procedendo con il progetto della riforestazione di tutta la zona nei pressi di via Caldarola. Adesso, sempre con un intervento dei privati, realizzeremo un esempio di forestazione urbana che anticiperà il parco nella zona di Loseto. Teresa Fabbricatore, TGR Puglia. Ancora pugliesi protagonisti al Festival di Sanremo. Questa sera in conduzione al fianco di Amadeus ci sarà l'attrice foggiana Maria Chiara Giannetta. Ieri intanto seconda esibizione per Emma Marrone. Sentiamo. Non so perché ogni volta è così, ogni cosa al suo posto. La voce potente e il palco in pugno, la seconda esibizione di Emma Marrone conferma un pezzo difficile ma fortemente intimo. È così, siamo santi o puttane, non puoi restare qui e neanche scappare. Il brano cresce con l'ascolto, così come l'interpretazione della cantante salentina nella prima parte. Ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi? Poi la discesa in platea e il finale esplosivo. Stasera è tempo di cover e uno dei pezzi più attesi è proprio quello di Emma, che con Francesca Michelin riproporrà un inno pop di fine anni 90, Baby One More Time di Britney Spears. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà Maria Chiara Giannetta, attrice 29enne che ha conquistato il pubblico italiano partendo da Foggia. Al Teatro dei Limoni ha mosso i primi passi, poi gli studi a Roma fino al successo con le fiction Rai, dal capitano Anna Olivieri in Don Matteo alla protagonista della serie Blanca. Stefano Galeotti, TGR Puglia. Continuiamo a parlare di spettacoli. Al Petruzzelli di Bari questa sera il debutto di una delle più famose tragedie di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Sono gli amori impossibili a dominare la prima parte del cartellone 2022 del Teatro Petruzzelli. Dopo Tristano e Isotta è il turno degli immancabili Romeo e Giulietta.
Questa volta non si canta ma si danza sulla splendida musica di Sergei Prokofiev con il balletto di Monte Carlo diretto da Jean-Christophe Maillot, che ben 26 anni fa concepì una coreografia decisamente fuori dagli schemi, fondendo danza classica e contemporanea, teatro e cinema. Una liberissima rilettura della tragedia shakespeariana per raccontare la storia degli sfortunati amanti veronesi attraverso i ricordi e i rimpianti di frate Lorenzo, colui che ideò il piano del finto veleno nel tentativo di salvare i due giovani, ma che ne fu l'involontaria causa di morte. E tutto ciò con l'ausilio di cinematografici flashback e scene a rallentatore, rispettando, come dice lo stesso Maillot, un vocabolario classico con una sintassi contemporanea. Niente orpelli nei costumi e sulle scene volutamente minimali per obbligare lo spettatore a concentrarsi sulle emozioni più che sugli arredi. E non ci sono giochi di potere e conflitti sociali da decodificare, ma semplicemente la passione di due sedicenni irruenti e istintivi, come si conviene a quell'età, sopraffatti dalla tragica casualità di una storia d'amore più grande di loro. 3 le repliche, fino a domenica 6 febbraio. Daniela Tortella, TGR Puglia. Calcio in Serie C e crisi nera per il Foggia. Nel posticipo di ieri sera con il Potenza ultimo in classifica è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Foggia in emergenza, che dopo un buon inizio era passato in vantaggio con Merola, poi a fine primo tempo ha subito la rimonta dei padroni di casa che hanno segnato 2 reti nel giro di pochi minuti. La squadra di Zeman rimane inchiodata a 31 punti al limite della zona playoff e domenica allo Zaccheria in programma il derby con la Fidelissandria. Dal calcio alla pallamano, esordio positivo per la Junior Fasano nelle finals di Coppa Italia. Nei quarti di finale i pugliesi hanno vinto 30-23 contro la Eppan a Salso Maggiore Terme e domani sera affronteranno la vincente di Conversano Brixen. E noi ci fermiamo qui, il giornale radio torna a 12:10. Da Danilo Giannese in studio, Alessandro Calabrese in regia. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.